Allora, stiamo un po' tirando un po' le somme di una situazione. C'è un'altra cosa che è preoccupante, l'inflazione in generale, perché lo parlavamo un po' fuori onde. C'è il potere di acquisto dei cittadini consumatori, che poi sono l'anello finale, è quello, cioè non è che si può tanto scherzare, per cui si rischia che con l'inflazione galoppante i consumi diminuiscano. Vediamo il primo messaggio. Approfitto del suo ospite per chiedere se l'agro voltaico è una soluzione perseguibile per agevolare i costi energetici. Quindi l'agrofotovoltaico, praticamente il fotovoltaico penso sopra i capannoni agricoli, perché a terra è già stato limitato. Forse il nostro telespettatore l'agrofotovoltaico intende il fotovoltaico sui terreni. Ma sui terreni mi sa che non si... Sui terreni stiamo valutando, stiamo verificando alcune situazioni. L'agrofotovoltaico è anche possibile farlo sui terreni, al di là che CIE Agricoltori Italiani ritiene che i terreni in primis devono essere coltivati, quindi si deve produrre. Però l'agrofotovoltaico, ci sono esperienze in merito su questo, ma non solo in Germania o in Spagna, ma anche in Italia, che dà la possibilità di mettere pannelli fotovoltaici a 2 metri da terra e quindi dare la possibilità nel terreno di fare determinate coltivazioni, non chiaramente tutte, ma determinate coltivazioni si possono fare. Il fotovoltaico sì, può essere una soluzione per quanto riguarda i costi energetici. Oggi il PNRR dà la possibilità alle aziende di mettere i pannelli fotovoltaici sui capannoni e quindi dà la possibilità di ridurre i costi e di percepire qualcosa. Però vede, anche su questo noi ci siamo molto arrabbiati, per non usare altre parole, perché pensiamo che noi abbiamo tantissimo capannoni. E allora non bisogna solo finanziare la parte dell'autoconsumo, perché oggi il finanziamento che c'è per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sui capannoni agricoli è solo per quella parte dell'autoconsumo dell'azienda. Io penso che nel momento in cui si devono dare dei finanziamenti alle aziende per il fotovoltaico, che tra l'altro contribuisce anche alla crisi energetica, diano la possibilità anche per la vendita del fotovoltaico, quindi non solo per l'utilizzo dell'azienda, dell'autoconsumo, ma anche dare la possibilità alle aziende, se io ho tanti capannoni, di mettere il fotovoltaico su questi capannoni e dare la possibilità alla vendita anche dell'energia elettrica. Quindi ecco, su questo noi ci stiamo... Ma c'era una volta il GSE? No, c'è ancora il GSE e sta lavorando il GSE su questo. Oggi c'è questa limitazione, cioè la limitazione è che solo per uso... solo per autoconsumo aziendale. Noi invece proponiamo al Ministero, e quindi vedremo Lollobrigida cosa ne penserà su questo, proponiamo al Ministero la possibilità non solo per l'autoconsumo ma anche per la vendita, e allora diamo risposte concrete anche alle nostre aziende senza utilizzare un metro quadro del terreno, ma utilizzando i tetti dei nostri capannoni. Perché lì si potrebbero impiantare, quindi il problema con le autorizzazioni che dicevano che so che per i privati... Guardi, là si apre un capitolo incredibile, cioè, le autorizzazioni ci sono ancora, ci sono state fatte una serie di agevolazioni su questo, però tanta burocrazia e poche agevolazioni, quindi quando c'è tanta burocrazia evidentemente non è sicuramente delle situazioni appetibili. Ecco, quindi l'altro aspetto importante, che lo diciamo noi del settore agricolo, ma lo diciamo su tutti i settori, è quello di ridurre la burocrazia. Però vede, tutti ci dicono riduciamo la burocrazia, facciamo meno carte, eccetera. A volte però la normativa prevede sì che c'è una riduzione della burocrazia, però l'alto maggiore, ma non il basso, cioè nel senso all'agricoltore rimane sempre i stessi quantitativi di carte che deve produrre, solamente sul posto di produrlo alla pubblica amministrazione danno mandato ai centri di assistenza o ai CAF o ai CA della produzione di queste carte. Quindi per l'agricoltore non cambia assolutamente nulla, cambia la pubblica amministrazione che hanno meno interlocutori. Quindi quando si parla di sburocratizzare vuol dire sburocratizzare dal basso e quindi dare la possibilità alle nostre aziende di produrre meno carte per richiedere
il giusto e dovuto per quanto riguarda le proprie dichiarazioni autorizzative. Infatti. L'altra questione, visto che mancano anche pochi minuti alla chiusura, però è bene menzionarla, che dovrebbero esserci assegnati contributi a favore dei comuni, consorzi di bonifica, autorità di bacino, enti gestori di parchi, riserve, enti gestori di siti, rete natura, eccetera, per il piano regionale di controllo della nutria per il piano 2023. Sì, abbiamo in questo caso le organizzazioni agricole, sia agricoltori italiani in primis, ma anche insieme con le altre organizzazioni abbiamo cercato di dare risposta concreta al problema delle nutrie. E dare risposta concreta al problema delle nutrie dobbiamo prima capire come prelevarle, secondo dare la possibilità agli enti di intervenire. E quindi in questa norma, che è stata stanziata a circa 250.000 euro, quindi non è una grande cifra, dà la possibilità ai comuni, agli enti, ai parchi, ai consorzi di bonifica di acquistare le gabbie, ma dà la possibilità anche di selezionare dei selezionatori per la cattura delle nutrie e dare una piccola, non ricompensa, ma un piccolo rimborso spese per la cattura delle nutrie. È un piccolo passo. La legge però dà un segnale importante su come si dovrà intervenire nei mesi successivi e negli anni successivi per il controllo delle nutrie, che stanno creando un disastro assoluto su determinati territori, soprattutto nel Rovigo, ma anche nella bassa padovana, nell'alta padovana, in cui ci sono canali consortili. Queste stanno creando disastri. Perché abbiamo parlato tante volte dei problemi relativi ai cinghiali, ma delle nutrie poco, invece anche queste creano problemi. Con tutti i prodotti che mancano, perché l'Europa ci impone di lasciare incolti il 4% dei terreni produttivi? Ciao! Il nostro telespettore non ha ragione, ha super ragione su questo. Infatti su questa norma dell'Europa c'è stata una proroga del 2023, quindi nel 2023 gli agricoltori hanno la possibilità con la coltivazione di non mettere a riposo il 4% della propria superficie per le aziende superiori ai 10 ettari, e quindi ne parleremo nel 2024, però cercheremo anche in questo periodo, e anche in questo caso valuteremo il Ministero per la propria capacità di prorogare questa norma. È una norma che grida vendetta, se vogliamo vederla, perché se da una parte si rispetta l'ambiente, l'agroambiente e quant'altro, ma dall'altra parte impone alle aziende di mettere il 4% della propria superficie a riposo, quindi senza produzione di mais, soia, eccetera. Quindi, ma di cosa stiamo parlando? Se oggi abbiamo necessità di produrre questi prodotti perché il problema della guerra dell'Ucraina è un problema importante anche per quanto riguarda l'autoproduzione nostra, perché dobbiamo lasciare a riposo questo terreno? E quindi su questo ci stiamo battendo con determinazione. Ripeto, 2023 è stata derogata questa norma e quindi ne parleremo nel 2024. E quindi bisogna ancora aspettare, insomma, pazientare. L'ultima cosa, per chiudere il discorso nutrie, questi finanziamenti vanno richiesti? Sì, questi finanziamenti sono richiesti da parte dei comuni, da parte dei parchi, da parte dell'ente parco, da parte dei consorzi di bonifica, e quindi abbiamo sollecitato appunto la Regione di dare massima pubblicità a questo decreto, in maniera tale che tutti gli enti proposti facciano le proprie domande per accedere a questi contributi. Perché ci sono dei termini? Eh sì, ci sono dei termini, però voglio dire, è importante presentare le domande, ma presentare la richiesta di documentazione. Poi sull'importo valuteremo e vedremo a livello regionale, perché se ci sono tante domande io penso che sia importante dare una risposta concreta al territorio e quindi finanziare tutte le domande che vengono presentate. Maurizio Antonini, direttore, grazie di averci illustrato tutti questi aspetti. Ci sono sempre tante questioni che purtroppo sono all'ordine del giorno, per cui vanno ricordate, vanno fatto comprendere a tutte le persone, sia gli addetti ai lavori ma anche i normali cittadini, quanto è importante, quanto sia anche difficile effettivamente nel settore agricolo, l'attività, il lavoro, soprattutto in certe situazioni. La ringraziamo, buon lavoro. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Grazie cari telespettatori di averci seguito, di aver partecipato, ringraziamoci a Padova e naturalmente buon proseguimento. La puntata rivedetela in replica nel nostro sito.